serata, è vero? L'ultima serata. Perché stasera abbiamo inaugurato la rassegna Cine e Cibo Sant'Agnello Festival, qui proprio al Ciao Totò, una grande serata. E penso che, se mi permetti, sarà sicuramente la migliore serata che avrei fatto. Poi me lo dirai fra 6 settimane. Senti, ma com'è nato questo Ciao Totò? Proprio un ristorante che ama il cinema, come Allora, il ristorante Ciao Totò nasce, caro dottore, da tanti anni che io e mio cugino qua, il signor Giuseppe Ciocchi, che è lo chef esecutivo del ristorante. Poi abbiamo l'altro socio, il signor Antonino Gargiulo, che noi stavamo in Florida, tutti e tre, e lavoravamo in un ristorante che si chiamava Ciao Totò, lo stesso come questo qua. E in pratica erano due proprietari, un romano e un siciliano. Questi due erano due personaggi. Uno che faceva le mosse di Totò, si metteva fuori la porta, faceva tutte le mosse spiritose di Totò, e l'altro era spiritoso e un altro genere. Alla fine noi ci piacevano come persone, ci piaceva il locale, ci piaceva il nome, e abbiamo detto un giorno che noi apriremo un nostro locale, lo metteremo sicuramente il nome Ciao Totò, perché prima di tutto ci piacciono loro come lo gestiscono e come lo fanno, e poi il nome è una garanzia di successo. E infatti oggi, scusami se mi permetti, oggi ti posso solo dire questo, che dopo 6 anni di duro lavoro, oggi è la 7ª stagione di Ciao Totò, io ti posso dire e garantire che oggi noi non parliamo, ma abbiamo solo fatto precisione, rigore su di tutto. È un grande successo nella cucina, e qua si lavora e spacchiamo loro. No, e si lavora veramente per fare cose grandi, con umiltà principalmente. E stasera abbiamo avuto una madrina speciale, vero? Questa sera abbiamo avuto questa signorina che non è che diventerà, sarà sicuramente la vincitrice di Miss Italia 2015, almeno banalmente a settembre, penso, non mi sbaglio, a settembre, quando lei vincerà avrà una serata offerta dallo Ciao Totò con un brindisi di champagne, e faremo una grande situazione qua al ristorante. Allora è una promessa. Un applauso a Cereale. La prossima Miss Italia, perché per il nostro cuore lei è già Miss Italia. È una super Miss Italia. Bravo, un applauso. Ok.